Ma in scena oggi la gara valida per la 33esima giornata del campionato di Serie D. Si affrontano San Cataldese e Vigor Lamezia. Arriva adesso il via, comincia San Cataldese e Vigor Lamezia. Cerca e trova Cosendei, poi l'intervento di Mariani. Romano al limite, prova la conclusione. Si riesce in qualche modo, il pallone deviato, può essere buono per Soare, controllo, rientra sul mancino, il passaggio, c'è il tiro e la rete! Arriva l'1-0 della San Cataldese, quando siamo al quinto minuto del primo tempo, trova il gol che sblocca la partita, Vincenzo Romano. Poi non riesce a servire un compagno, perde l'attimo e può ripartire la Vigor Lamezia in contropiede con Spanò. Ingresso in area, Spanò prova la conclusione, il palo! Riescono ad uscire col pallone da queste situazioni. Di Rienzo, lancio in avanti che è buono per Rozzi che prova il pallonetto. Baglione. Ancora di testa Baglione, prova a servire Soare, il cross di Soare, l'ha girata al volo di Russo che manda alto. Riesce a liberarsi della sfera, Marigosu va via, ma arriva il duplice fischio del direttore di gara. Finisce così il primo tempo. Rienzo per Rozzi che controlla in area, prova la conclusione. Sabella in due tempi controlla. Rimessa San Cataldese affidata a Daniele Mariani. Russo mette giù, serve ancora per Mariani. Il cross è ribattuto. Baglione al limite dell'area, prova la conclusione col mancino. Blocca Sabella. Attenzione alla San Cataldese con Rozzi in area, pallone all'indietro, Russo, la parata di Sabella, poi va giù Baglione, c'è calcio d'angolo ma ci sono le proteste dei giocatori della Vigor, ma sono troppo isolati i giocatori verdemaranto. Russo prova ad andare sulla tre quarti, la conclusione di Russo, centrale, blocca Sabella, accenna il lancio per Ordonez che poi viene verso l'interno, va al lancio poi Simonetta a cercare e trovare Amendola sulla destra, ancora Amendola, il cross sul secondo palo, il colpo di testa e arriva il gol del pareggio, pari della Vigor Lamezia quando siamo al minuto 17 del secondo tempo. Adesso la San Cataldese è in avanti a caccia del gol del vantaggio. Russo mette il pallone in mezzo, allontanato e poi Baglione calcia alto sopra la traversa, occasionissima per il numero 20 verdemaranto. Germano perde il possesso sul pressing di Ordonez, di Staiano, perdonatemi, Staiano che prova la conclusione, traversa colpita, battuta la rimessa, Baglione. Il cross di Baglione sul secondo palo, Oliveri spreca un'occasione clamorosa per trovare il gol del 2-1. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, dopo 5 minuti e mezzo di recupero finisce sul risultato di 1-1 San Cataldese Vigor Lamezia.